Sono qui a sostenerlo perché lui è pop, non è rock, lui è pop. Luca Zaia come Adriano Celentano per lanciare la volata di Luigi Brugnaro al ballottaggio del 14 giugno per il governo di Venezia. Tra i motivi, secondo Zaia, per cui il patron della Reyer e imprenditore titolare di Umana è pop. Perché viene dal popolo, è per il popolo ed è con il popolo. Una sintonia di intenti, di idee e progetti, un asse regione comune di Venezia. Io oggi qui non sono venuto a parlare male di qualcuno, ma a parlare bene di Luigi perché lo conosco e soprattutto a proporre questo lavoro in tandem, che è un lavoro che ci permetterà di costruire ancora e a favore dei veneti e dei veneziani. Pensare che assieme alla regione si possa costruire per la prima volta forse Venezia sia al centro e prima di tutto Venezia sarà vicina alla regione Veneto, perché Venezia è assieme al Veneto. E siamo sempre noi, cioè non siamo divisi, la sanità, i trasporti, il turismo, sono cose che ci riguardano entrambi e Venezia darà il contributo massimo perché Luca nei consessi importanti possa fare bella figura. Asse però, spiega Brugnaro ecumenico, che non esclude rapporti con Roma, con il governo. Noi avremo trasversalità con Roma perché c'è tutta una componente, io dico renziana, ma per capirci la gente che pensa al lavoro e ai cambiamenti che noi sosterremo e sosteniamo. Venezia sarà comunque sempre una capitale di incrocio di culture e di capacità. Si delinea una visione di Venezia come brand, Venezia che va oltre la città metropolitana. Venezia merita di diventare città-stato, esistono a livello internazionale. I ponti sono stati costruiti per una forte futura alleanza, nessuna anticipazione sull'eventuale futura squadra e non si guardano nemmeno i sondaggi. Si lavora a testa bassa fino al giorno del voto e questa volta forse la meta è vicina. Restano pochi giorni e l'appello va agli indecisi e ai moderati, a coloro che al primo turno non sono andati a votare. Oggi noi facciamo invece un appello ai cittadini dicendo loro che questa è l'unica chiamata, è l'ultima chiamata. Dopodiché chi è causa del suo mal pianga se stesso.